Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Per il secondo anno consecutivo, nei giardini dell'Orto Botanico di Cagliari, una nuova edizione della Notte delle ricercatrici e dei ricercatori, con eventi divulgativi, laboratori, giochi per i bimbi curati dagli specialisti dell'Ateneo, da enti culturali e di ricerca. Molte le novità del programma 2022, allestito con una serie di temi innovativi che vanno dalla robotica all'astronomia, ma anche la lotta al cancro, l'istruzione in carcere e gli stili di vita. La ricerca come bussola per un'esistenza migliore, più sana ed equilibrata. La Notte delle ricercatrici e dei ricercatori è un evento annuale finanziato da Commissione Europea e cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna per divulgare il lavoro della ricerca con il coinvolgimento della cittadinanza. Una preziosa occasione di inclusione per dialogare con la società, perché la ricerca scientifica regala strumenti importantissimi per comprendere la complessità del mondo, per affrontare e vincere le sfide della quotidianità. Nel corso dell'evento un insieme di dimostrazioni, esperimenti, laboratori che hanno coinvolto tutte le fasce d'età a partire dai più piccoli visitatori. Un esempio di divulgazione scientifica condivisa dalla città metropolitana e dalla sua università. La responsabilità dell'evento è stata in questi 10 giorni delicatissima, perché c'era un problema di tempo nell'organizzare questa manifestazione, si parlava di pioggia. Sì, fino all'ultimo siamo rimasti un po' in sospesi dalle bizze della meteorologia, ma insomma poi comunque l'evento ha avuto luogo e ne siamo molto soddisfatti. Un evento con dei contenuti particolari in questa edizione. Sì. Ha perfettamente ragione. Su indicazione sia del bando europeo sia del nostro capofila nazionale abbiamo avuto la sollecitazione di preparare, li chiamano format molto innovativi. Ne vorrei citare in particolare due, uno specificatamente pensato e progettato per bimbi e bimbe, che abbiamo chiamato i Creative Kids Lab, i laboratori creativi per bambini, dove dall'età di 3 anni in su hanno potuto compiere delle piccole esperienze sotto la guida delle nostre ricercatrici e dei nostri ricercatori. E poi l'altro evento in formato veramente originale è stato quello che ha preso il nome di Adventures Night, Notte delle Avventure, una specie di gioco di ruolo, mi faccia dire così, su un tema scientifico con delle sfide tra squadre in cui i partecipanti, divertendosi, hanno anche potuto imparare qualche cosa di nuovo nel campo della scienza. Si parla di noti europee dei ricercatori, ma ogni ateneo, e questa è la curiosità del cronista, sceglie i propri contenuti? Assolutamente sì. Allora il contesto è questo, il progetto è un progetto europeo, quindi l'Università degli Studi di Cagliari ha partecipato insieme con altre 14 sedi universitarie italiane alla scrittura di un bando. Siamo risultati vincitori di questo bando europeo che ovviamente definiva alcune tematiche trasversali di interesse, quindi in particolar modo di interesse per la cittadinanza, per l'inclusione, per la transizione ecologica, per
degli aspetti che riguardano la salute, la relazione tra l'alimentazione e la salute, il rispetto dell'ambiente, la consapevolezza delle conseguenze della vita dell'uomo sull'ambiente. Ecco, all'interno di queste grosse tematiche poi ogni singola sede ha avuto grande libertà di organizzare l'evento, e questo è stata allo stesso tempo una bella sfida, ma anche un'occasione di grande soddisfazione, perché c'è stata molta progettazione dietro alla realizzazione dell'evento. La città attende la notte delle ricercatrici e dei ricercatori con sempre maggior enfasi. È un percorso lungo che si sta consolidando, che avvicina il territorio, quindi la terza missione, ma è soprattutto un racconto di una scienza vicina alle esigenze dei cittadini e delle cittadine. Ma qual è la sua sensazione? Ma la mia sensazione è che i cittadini percepiscono il ruolo dell'Università degli Studi di Cagliari in maniera sempre più forte e sempre più presente. Questo è il nostro obiettivo, far vedere che siamo un ateneo in forte crescita, che siamo un ateneo legato al ruolo e al senso istituzionale del dover incidere sul territorio. Non è soltanto il momento per mostrare quello che si fa, ma è anche il momento per raccontare come si può essere accolti nella nostra comunità. Io credo che questo sia un messaggio molto forte che spesso passa, e il ringraziamento va proprio alle ricercatrici e ai ricercatori. Ma non solo, noi ci siamo battuti affinché non si chiamasse la notte dei ricercatori, ma la notte della ricerca, perché poi c'è il personale tecnico amministrativo che lavora quando si fa ricerca, ci sono gli assegnisti, ci sono i dottorandi, ci sono gli addetti alla comunicazione, c'è una macchina che si mette in moto, ed è un modo per dire anche grazie a tutti. Scienze dure, contatti con le altre istituzioni, un'immersione che va da San Basilio a Monserrato, addirittura l'istruzione in carcere con dei progetti specifici per formare chi sta affrontando momenti molto complicati, ma soprattutto un po' una novità, i giochi e gli esperimenti per i bambini. Se lei dovesse raccontarla a un suo collega di un altro ateneo, come la racconterebbe questa notte? Che bisogna partire veramente da lontano per avvicinare al nostro mondo e per rendere anche dignità al fascino della ricerca. È importante lavorare con i bambini che sono in un'età in cui possono innamorarsi ed affascinarsi. È difficile fare ricerca senza amore per la ricerca, e questa è una cosa che non puoi costruire quando sei troppo grande, è una cosa che devi costruire da prima, ed è il modo proprio per dire: la casa c'è, la scelta è vostra. Cagliari città universitaria è sempre stato uno dei grandi cavalli di battaglia per la governance, per chi ha gestito l'Ateneo. In che modo può concretizzare questo presupposto? Il grande dilemma quando si parla di città universitaria è sempre dire Cagliari città universitaria o Cagliari città dell'università. Noi ci teniamo a dire e a ribadire che Cagliari città universitaria non significa appunto città dell'università, significa che l'università incide molto sul territorio, e che insieme alle istituzioni, in primis il comune, ma anche tutti gli altri, si possono fare dei ragionamenti affinché si abbia un beneficio non soltanto economico, anche se è fortemente economico e gli studi lo dimostrano, ma proprio un beneficio in termini di crescita a tutti i livelli, in tutti i posti dove definiamo le città universitarie si riscontrano dei miglioramenti, dei salti molto importanti. Noi abbiamo avviato da anni col Comune, ma anche ultimamente siglando un protocollo, abbiamo stabilito un patto per lavorare tutti assieme. Siamo pronti a farlo, siamo a disposizione, è nostro dovere, ma credo che sia un modo per lavorare tutti insieme per la nostra città.
Professor Bacchetta, lei ha citato Calvino, insomma, il rifugio sull'albero, queste evocazioni straordinarie che qui all'Orto Botanico di Cagliari danno questo caldo dentro, anche se il tempo dovesse essere bruttissimo. La notte delle ricercatrici e dei ricercatori, Italo Calvino, la bellezza di questo polmone nel cuore della città. Qual è la sua sintesi? La sintesi è quella che comunque dovrebbe essere in generale la sintesi dell'Ateneo, cioè un Ateneo che non fa solo didattica ma fa anche ricerca chiaramente e si apre verso la città, così come si apre l'orto verso la città e cerca di essere il più possibile condiviso e conseguentemente lo scopo è quello di arrivare con la terza missione a fare in modo che i nostri studi, le nostre attività diventino un sapere di tutti, non stiano solo dentro l'accademia. Il mondo delle ricercatrici e dei ricercatori è una notte europea perché coinvolge centinaia di istituzioni pubbliche in tutta Europa. Lei l'ha conosciuta da vicino negli anni passati da prorettrice. Adesso è qui come Fondazione di Sardegna, quindi con un'attenzione e una sensibilità, presumo, speciale. Qual è? La Fondazione di Sardegna da anni ha un'attenzione speciale alla ricerca. Molte erogazioni della Sardegna sono proprio sulla ricerca e sono dei veri e propri investimenti, perché nella ricerca si deve investire per permettere ai più giovani di crescere, di conoscere, di avere una mente aperta verso il mondo. E quindi la Fondazione svolge un ruolo molto importante in questo, continuerà a svolgerlo perché, come ho detto prima, la ricerca è uno degli obiettivi principali delle erogazioni che la Fondazione di Sardegna fa. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
Un progetto finanziato da Sardegna Ricerche nell'ambito del piano operativo regionale sviluppato in collaborazione con l'Università degli Studi di Cagliari. Il progetto TDM 2017-2022, acronimo di Tessuto Digitale Metropolitano, ha sviluppato nuove soluzioni intelligenti che vanno dall'aggregazione, elaborazione e presentazione dei dati al dominio applicativo energetico e meteoambientale. Un percorso di ricerca per aumentare l'attrattività della città, la gestione delle sue risorse, la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini. Tutto questo attraverso lo studio e lo sviluppo di tecnologie abilitanti e soluzioni verticali innovative per la protezione del rischio ambientale, l'efficienza energetica e culturale godimento del patrimonio. Il progetto TDM è stato presentato nella Sala Congressi di Sardegna Ricerche a Manifattura Tabacchi. È un progetto importante che riguarda la città e che cerca di curare la miglior qualità della vita dei cittadini. Sicuramente, un progetto che, al di là degli aspetti tecnici che verranno declinati durante l'evento in modo molto dettagliato, è un progetto che si cala in una realtà di interazione significativa tra istituzioni. Io voglio sottolineare questo elemento perché in Sardegna, e non solo in Sardegna, c'è estremo bisogno che tutte le istituzioni e la Regione naturalmente collaborino a costruire progettualità di ampio respiro e questo io credo che sia un esempio estremamente virtuoso. Un lavoro di 5 anni. Un lavoro di 5 anni che ha impegnato, come dicevo, i ricercatori del CRS4, dell'Università di Cagliari, tecnologi del CRS4, che hanno potuto, godere di una serie di sensori già messi a disposizione, già disponibili in giro per la città e quindi, è un'attività che ha generato un servizio aggiuntivo naturalmente alla città di Cagliari e più in generale all'area metropolitana di Cagliari. Quindi uno scenario io credo che andrà rafforzato perché gli sviluppi che possono essere visti anche in chiave di attrazione turistica all'interno di una città intelligente sono evidentemente sotto gli occhi di tutti e questo è uno degli esempi, io credo, appunto virtuosi che possiamo sottolineare. Il visitatore di Cagliari città turistica può interagire con questa rete digitale? Ma io credo che questo sarà probabilmente il passo immediatamente successivo perché in questo momento l'obiettivo era quello di capire a fronte della rete di sensori disponibili quali fossero le opportunità che si andavano a verificare e iniziare a testarle in modo tale poi da renderle fruibili naturalmente per la popolazione. Questo è un passo che andremo a fare, mi auguro nei tempi più rapidi possibili. E dal professor Cao andiamo all'aiuto di Luca Massidda che ci deve spiegare dettagliatamente, ma semplicemente per il nostro telespettatore, questo progetto digitale. Allora, io mi sono occupato insieme all'Università di Cagliari, il professor Damiano in particolare, della parte relativa una delle parti relative al progetto TDM, che è quella della consapevolezza energetica, l'abbiamo chiamato così. È una delle 2 applicazioni verticali, l'altra era legata ai temi ambientali. Quando parliamo di verticali, che cosa vogliamo sottintendere? Il progetto è un progetto di ricerca, quindi tende a sviluppare, a esplorare i metodi, a sviluppare tecnologie che siano abilitanti per la realizzazione di applicazioni. In particolare c'è stato un grande lavoro per quanto riguarda l'infrastruttura di raccolta dati. Per cosa si possono usare questi dati? 2 esempi sono quelle delle applicazioni energetiche e delle applicazioni ambientali. Chiedevo al professor Cao, all'amministratore del CRS4, se nel futuro questa progettualità potrà essere utilizzata dal visitatore di Cagliari, della Sardegna e delle sue città. Sì, certamente, e non solo, perché sono tecnologie che guardano al futuro essenzialmente. Noi abbiamo lavorato su quello che è uno dei temi peraltro del piano per l'energia e l'ambiente della Regione Sardegna, dove è proprio esplicitamente citato il tema della consapevolezza energetica e del monitoraggio energetico. Questi temi sono importanti adesso, lo sappiamo bene,
ma saranno ancora più importanti nel futuro per quanto riguarda appunto la trasformazione del mercato elettrico in particolare. Le tecnologie che abbiamo sviluppato sono state impiegate già da chi ha partecipato alla sperimentazione, ci sono dei dimostratori che sono disponibili sul sito del progetto, quindi se qualcuno volesse andare a vedere può farlo, utenti e anche aziende che potessero essere interessate a questo tipo di tecnologie. Non solo, ma abbiamo già portato avanti questo tipo di iniziative anche in altri contesti, in particolare nazionali ed europeo, con altri progetti in cui andiamo a sviluppare ulteriormente queste cose. E siamo col direttore generale di Sardegna Ricerche. È stata quella appena trascorsa una settimana di grandissimi eventi, la notte dei ricercatori venerdì e nella giornata di mercoledì questo evento è stato preceduto dalla presentazione di un progetto per il quale gli uomini del CRS4 di Sardegna Ricerche dell'Università di Cagliari lavorano da 5 anni, il digitale che dovrebbe cambiare il nostro modo di vivere. Sì, il progetto Tessuto Digitale Metropolitano, detto anche TDM, è un progetto complesso finanziato con i fondi del POR-FESR Sardegna. E come tutti i progetti complessi mette insieme un insieme di enti di ricerca e imprese per sviluppare nuove tecnologie e nuove soluzioni che mettano in condizioni, diciamo, lo sviluppo sociale ed economico. In particolare questo progetto tende a migliorare la sicurezza nelle città, nelle grandi città, il controllo energetico e tutto un insieme di situazioni che tramite i sensori permettono di monitorare le città e anche per esempio il traffico, i grossi assembramenti. Quindi uno strumento molto molto importante per lo sviluppo futuro delle città e per il miglioramento della qualità della vita. Per quel che riguarda il vostro impegno invece nel fine settimana per la notte dei ricercatori? Beh, il fine settimana alla notte dei ricercatori è stato un impegno molto gravoso perché noi in particolare Sardegna Ricerche ha curato la parte della divulgazione scientifica con i bambini e con i ragazzi, con il nostro 10 Lab che si occupa proprio di portare nelle scuole, nelle classi, nelle scolaresche tutto quello che è la scienza facendo divertire i bambini con giochi ed esperimenti. Sardegna Ricerche è stato anche uno degli incubatori dello sviluppo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in Sardegna con lo sviluppo del progetto Next Generation. Sì, abbiamo fatto negli scorsi mesi, soprattutto a luglio, degli importanti eventi dove abbiamo supportato le imprese per poter partecipare e migliorare, diciamo, la qualità negli appalti, e cioè riuscire a partecipare a tutti gli appalti che sta mettendo in campo il PNRR, perché quello che sarà importante fare è procedere con molta velocità, perché il PNRR non concede sconti, le tempistiche sono stringenti, per cui le nostre imprese, anche le nostre pubbliche amministrazioni, dovranno avere una capacità di velocità molto intensa. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione, l'ospitalità,
Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Rimase la soddisfazione in occasione dell'ultimo match stagionale vinto con la Torres per 2-1 all'Ansicola di aver ricevuto dal presidente della regione, l'onorevole Fisio Corrias, una medaglia d'oro per aver disputato oltre 100 partite con la maglia del Cagliari. Siamo alla pagina 82 delle 220 del volume La mia maglia numero 11, scritto da Tonino Congiu con il giornalista Marco Zucca. Una bella storia che ci ricorda il talento di un calciatore cagliaritano che dopo aver accompagnato i rossoblu di Silvestri dalla CIAL al massimo campionato si dovette arrendere alla concorrenza del giovane emergente Gigi Riva, cedendogli a malincuore la sua maglia numero 11. Bentrovati, per Panorama Sardo, l'ennesima esclusiva. Oggi vi racconteremo una storia che arriva da lontano del Cagliari Calcio. Lo faremo con uno degli autori di questo libro, La mia maglia numero 11, Marco Zucca. Ciao, buonasera. È un piacere essere qua. Questa è la prima presentazione del libro di Tonino Congiu, che è il decano dei rossoblù. Ha cominciato nelle giovanili del Cagliari e poi è arrivato fino alla prima squadra, ha portato il Cagliari in Serie B, alla conquista della prima storica promozione in Serie B, e poi dopo il ritiro dall'attività agonistica, diciamo, è diventato allenatore della primavera del Cagliari e poi vice allenatore della squadra grande negli anni, inizio anni 80, anche dove il Cagliari raggiunse uno storico 6° posto in classifica. Marco, per un giovane giornalista tu sei la new generation insieme ad altri colleghi come Salis, Neri, però arrivate un po' tutti dal calcio, perché poi il calcio vi porta a fare dei percorsi incredibili. Cosa si prova a raccontare storie di tanti anni fa? È bellissimo perché sono storie che noi non abbiamo vissuto per ragioni generazionali. Ed è ancora più bello perché possiamo scoprire dai racconti di chi le ha vissute in prima persona che cosa è veramente stato indossare una maglia importante come quella della squadra del cuore, ed è quello che ci dà la spinta per continuare a scoprire anche delle cose nuove. Prima di lasciarti e sentire gli altri protagonisti di questa serata, ti chiedo, Marco, ci vuole più coraggio a scrivere un libro o a leggerlo? Di questi tempi a leggerlo, perché in Italia si scrive tantissimo e si legge poco, quindi ecco, no, vabbè, a parte gli scherzi, ci vuole coraggio anche a scrivere un libro, a cercare di immedesimarsi, in questo caso essendo appunto un libro scritto a 4 mani, immedesimarsi nell'altra persona, nel giocatore, e cercare di far emergere quelli che sono anche i lati nascosti e raccontare degli aneddoti che magari le persone appunto potrebbero non sapere. Alla presentazione di questo libro di Congiu e di Zucca, La mia maglia numero 11, non poteva mancare
la presenza del Cagliari Calcio nel direttore generale Mario Passetti, che insomma il Cagliari ha sempre un occhio, come dire, custode nei confronti degli ex rossoblù. Sì, loro rappresentano il Cagliari, quindi il Cagliari è fatto dalle persone che hanno fatto la storia, è fatto dai tifosi. Noi cerchiamo di fare il meglio per poter portare avanti questa storia che rappresenta le nostre radici. Quindi oggi è un altro appuntamento importante, c'è sempre tanto affetto verso il Cagliari, verso la propria storia, e noi siamo ben felici di poter partecipare a queste iniziative. I libri racchiudono sempre un po' quel calcio romantico, oggi il calcio è social, è molto più veloce sotto tanti punti di vista. Voi siete sul pezzo, vero? Ma sì, noi ci dobbiamo adeguare a quelle che sono le nuove forme di comunicazione più moderne, però ripeto, il calcio diventa moderno ma è sempre legato alle sue tradizioni. Alla fine la passione che genera il pallone, la passione legata ai tifosi è ancora, secondo me, quella genuina, e da lì dobbiamo sempre ricordarci che bisogna partire, bisogna sempre mettere al centro i tifosi e la loro passione. Direttore, questo sarà un anno particolare per il Cagliari, una Serie B che è cambiata negli anni, che è quasi una Serie A a tutti gli effetti, perché ci sono tante belle antagoniste, però voi state cercando di trovare la quadra. Sì, ma è presto, il campionato è appena iniziato, credo che il mister, col direttore, con tutto lo staff stiano facendo il lavoro giusto da fare per poter fare un anno importante. Il campionato è difficilissimo, non difficile, basta vedere il nome delle squadre che partecipano alla Serie B. Nel calcio non c'è niente di scontato, l'abbiamo imparato sulla nostra pelle. Quindi bisogna semplicemente lavorare, parlare molto poco e lavorare tanto, perché bisogna fare un anno importante. E allora noi continuiamo con le immagini del nostro Antonio Carta a questa conferenza, ringraziamo il Cagliari Calcio, ma soprattutto tutti gli ospiti che sono venuti a vedere questa presentazione, e noi in esclusiva per Panorama Sardo ve la vogliamo far conoscere. Il segreto di questa maglia numero 11? I tifosi, il pubblico. Siccome non sono riuscito minimamente ad avere uno spazio per poter esprimere tutta la mia gratitudine. Abbiamo rispolverato tutta la storia di Tonino, dal suo esordio con la maglia della Stella Bianca, quindi il primo contratto fatto con il Cagliari, i suoi trascorsi come allenatore in seconda. Abbiamo visto tante foto assieme ai compagni di squadra che anche oggi hanno partecipato, come Bruniera, come Gigi Pilas, Riccardo De Sì. Momenti molto toccanti. Un grande ringraziamento agli sforzi fatti da un progetto che è nato proprio da me, che ci tenevo a vederlo felice e contento, perché mi aveva confessato un paio di anni prima il desiderio di lasciare un ricordo per le nipotine, e quindi mi ha dato un assist. E questo assist praticamente l'ho ripreso dopo 2 anni in occasione della trasmissione da noi buffa su Gigi Riva, dove definiva un pochino così Tonino Congiu, sempre questo soprannome di Susirboni. E si è sentito un pochino offeso, abbiamo chiamato anche la redazione e dice no, devo fare qualcosa per ribaltare questa situazione, e quindi è nata l'idea di veramente fare un libro importante, fatto con grande passione. E allora non ci resta che andare a leggere questo libro, ma soprattutto andare a visitare anche il museo, perché lei, oltre che a raccogliere quelle che sono le testimonianze fisiche a livello proprio di oggetti, di strumenti, racconta le storie, raccoglie queste storie. Sì, oggi abbiamo fatto anche un allestimento light di quelli che sono i migliori pezzi che riguardano Tonino, ma veramente il cuore, i cimeli, il materiale più importante di Tonino sta proprio al museo, compreso il cinghiale di cui tanto si è parlato. Ecco, quindi è un qualcosa che ogni tanto ci piace anche spostare da un posto all'altro, proprio per vedere che è come se fosse un qualcosa di vivo, che si muove, che cammina. Quindi vi invito tutti a Quartu, al Museo Rossoblu, che sta in via Diaz numero 77, proprio a Quartu Sant'Elena. Benissimo, e con questo lancio marketing, perché è importante anche quella che è la comunicazione, Tonino Congiu ha lanciato un appello a tutti i sindaci della Sardegna di convocare i settantenni che
lo seguivano durante le partite di quegli anni che erano da 10-15 mila spettatori, e questa potrebbe essere, come dire, un input per tutti gli altri. Ringraziamo il direttore Simone Gallus, diamo la linea alla regia e il nostro percorso continua. Eccoci, allora dopo la presentazione del libro di Tonino Congiu al CUS di Cagliari ci siamo spostati nella cornice di Palazzo Doglio per un evento firmato Sgaravatti e ce ne parla Sabina. Allora abbiamo deciso di portare una piccola parte della nostra collezione di hibiscus, perché abbiamo fatto in azienda questa manifestazione, questa mostra mercato sugli hibiscus rosa sinensis che è conclusa domenica, e quindi abbiamo detto ma chi non è potuto venire in azienda, giustamente ci sembrava carino, visto che abbiamo questa collaborazione anche con Virginia, il Palazzo Doglio, di fargli fare un giro anche a Cagliari. Dopo la prima edizione che è stata a maggio, quindi con la primavera, fine estate c'è tantissima gente. Meno male, il tempo grazie al cielo è ancora buono perché c'è un po' di vento, ma qui dentro la corte ovviamente si sta molto bene. C'è meno caldo di maggio, sicuramente si sta molto bene. Sì, poi molta gente che magari non ci conosce o che non conosce o che non può venire per vari motivi. Noi siamo lontani da Cagliari, tra virgolette, perché siamo solo a 14 chilometri. Ha l'occasione di fare un giro e vedere questi bellissimi, come li chiamiamo noi, colori di fine estate. Esatto, l'hibiscus ha peculiarità fantastiche, dai colori anche, è stato detto in chiave internazionale che sarà insomma il fiore del 2022. Sì, sarebbe bellissimo, noi abbiamo una collezione di oltre 250 varietà che ovviamente non riproduciamo tutti gli anni, perché sennò non avremo il posto dove metterlo, dovremmo fare solo hibiscus, però ne abbiamo una grandissima collezione, credo sia una delle più grandi in Europa. Noi ogni anno ne produciamo 50 varietà che non vengono ripetute l'anno successivo, e quindi noi tutti gli anni abbiamo varietà nuove, diverse. Quest'anno tra l'altro abbiamo portato altre 5 varietà che abbiamo trovato da collezionisti nuove, che entreranno nella nostra collezione. E quindi insomma è una pianta che in Sardegna fiorisce da giugno fino a dicembre, anche se le condizioni restano ideali. È una pianta che teme il freddo, quindi non va molto al nord, o quantomeno se va al nord va tenuta in una situazione protetta durante l'inverno, perché la temperatura è intorno ai 10 gradi minimo. Per noi un punto di forza è sempre stata la divulgazione dell'amore per il verde, perché il nostro non è un lavoro ma è una vera passione. Questo lavoro si può fare bene solo se ti piace farlo. E con questo pensiero andiamo a conoscere gli altri protagonisti di questa magnifica giornata. Qui a Palazzo Doglio abbiamo anche la paglia sarda, naturale al 100%. Francesca, ci descrivi questo prodotto? Sì, allora io come già tanti sanno in Sardegna sono alla fine l'unica persona che in questo territorio sta riprendendo una filiera del grano per la produzione di intrecci per poi costruire i miei cappelli. Chiaramente la paglia è sarda, viene intrecciata a mano e tutti i cappelli vengono fatti a mano. Cappelli e accessori, faccio anche altre cosine tipo cerchietti, borsette, cinture. Come veicoli il tuo prodotto? Ho un sito internet, è un commercio online, quindi il sito è www.pepebiancoshop.com. E ho anche una pagina Instagram su cui appunto mandare qualche messaggio o acquistare i cappelli. I tuoi clienti sono più sardi o esterni alla Sardegna? Vado un po' in Sardegna, vabbè, in Sardegna ormai ho una rete locale molto forte e fuori dalla Sardegna sto cercando piano piano di introdurmi organicamente, diciamo. È la prima volta a Palazzo Doglio? Sì, prima volta a Palazzo Doglio. C'è molta gente oggi, qualcuno ha misurato anche
le tue opere, possiamo dire. I cappelli, effettivamente la paglia ha sempre un grande fascino, quindi anche se siamo un po' fuori stagione io tendo a volerla proporre comunque e quindi viva la paglia. Queste due riprese togliamo da spalle. Grazie. Adesso ecco qua. Guarda, puoi scegliere questo. Angelica Vargas sta gestendo i piccoli fiorai? Sì, sono dei piccoli pittori. Oggi è una giornata proprio florale. Abbiamo deciso di fare questo laboratorio di pittura con il tema dei fiori per motivarli a essere sempre più creativi e avere una giornata molto più colorata. Angelica, lei arriva dalla Colombia dove questa arte, questa creatività è già sviluppata da tanto tempo. Sì, è diffusa nel mio paese da tantissimo tempo e si trova nei centri commerciali, nelle piazze, ovunque vediamo i bambini pittori, tanti anche tutte le persone di tutte le età. E i piccoli artisti dopo potranno portare con sé l'opera? Sì, è una cosa bellissima portare la sua opera e poi gli darò anche un omaggio per la sua partecipazione per motivarli ancora di più. Completamente immersi in questo splendido evento a Palazzo Doglio, non ci resta che dare la linea alla regia, ma non cambiate canale perché Valerio Vargiu ci parlerà di un tema molto scottante, l'energia. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. E tu? Filiere Ghinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. I concentrici
Un convegno su un tema di assoluta attualità come quello dell'energia, che vuole essere un contributo informativo per cercare di fare chiarezza sugli scenari attuali e sulle prospettive future, analizzando il presente, lo stato dell'arte e proiettandosi sulle soluzioni innovative già realizzate o in corso di realizzazione. Esperti del settore hanno analizzato con rigore scientifico, ma con linguaggio semplice, la situazione attuale, le prospettive offerte dalla tecnologia e i possibili sviluppi. Focus su quelle che potrebbero essere le strade percorribili per tipo di produzione sia elettrica che termica, l'educazione al risparmio e alla scelta intelligente degli utilizzatori, il ruolo delle comunità energetiche in attività. Il convegno Energia Facciamo Chiarezza, crisi o opportunità si è svolto nel Centro Culturale di Iglesias. In una puntata che è dedicata all'università e alla ricerca, siamo partiti con la notte dei ricercatori, poi abbiamo fatto un viaggio sui temi del CRS4 e completiamo il nostro discorso da Iglesias con il professor Pilo. Oggi parliamo in questo convegno di energia, argomento di grande attualità. I numeri delle ultime ore ci parlano di quasi 12% di aumento dell'inflazione dovuto in modo particolare all'aumento dei costi dell'energia. Sì, purtroppo la sintesi che fa è questa, l'economia sta risentendo in modo molto particolare dei costi dell'energia, il costo del metano che è aumentato in modo spropositato per tante ragioni, non solo legate alla guerra ma tensioni anche sui mercati economici e dei beni precedenti. L'energia ne risente perché noi ancora oggi produciamo più dell'80% dell'energia elettrica, la produciamo dalle rinnovabili e quindi dal gas. Le rinnovabili entrano per un 30% ma non riescono ancora a incidere sul prezzo in modo significativo e quindi alla fin fine il costo dell'energia è salito del 59% ieri sulle ultime delibere. Quindi, sì. Nel suo intervento al convegno di che cosa ha parlato? Diciamo che un conto è prendere atto della situazione, no? Che i costi dell'energia crescono, che siamo molto più insicuri nell'approvvigionamento, nella fornitura. Quindi dalla presa d'atto bisogna pensare anche alle soluzioni, le strade. E le strade ci sono, una strada è quella di accelerare molto sulla transizione energetica, utilizzare molte fonti rinnovabili il più possibile, sempre ovviamente avendo chiaro che abbiamo anche un territorio da salvaguardare, ma dobbiamo crescere sulle rinnovabili e crescere sulle rinnovabili significa ridurre il prezzo e aumentare la stabilità. E su questo argomento il cronista incalza perché è di attualità anche il fatto che il precedente governo aveva scelto la Sardegna come laboratorio per la transizione energetica e il governo regionale si è opposto al ricorso, la Corte Costituzionale non gli ha dato ragione. Il mondo dell'ascesa cosa dice? Io credo che la Sardegna abbia la possibilità di diventare davvero un punto di eccellenza nella transizione energetica. Salvaguardando l'ambiente? Salvaguardando l'ambiente, ma anche salvaguardando la nostra autonomia. Abbiamo lasciato il professor Pilo ed eccoci col presidente dell'Ordine degli Ingegneri, Sandro Catte, con il quale vediamo di riflettere su quello che è stata la giornata di lavoro. Ci sono stati interventi al massimo livello, almeno a carattere regionale? Assolutamente sì. Il nostro ringraziamento va all'Associazione Cerchi Concentrici perché è riuscita a coinvolgere un insieme di relatori di grandissimo livello, dunque l'Accademia di Cagliari attraverso dei docenti che hanno una rilevanza non solo regionale ma anche nazionale. Interventi molto efficaci e di persone che conoscono la materia in maniera approfondita e possono dialogare con la platea per dare delle direzioni per risolvere delle problematiche che sono molto attuali in questo momento. E a questo proposito al cronista è piaciuto molto l'intervento di Sandro Catte perché ha parlato di una sua esperienza personale. Ce la vuole raccontare? Certo, io oltre a essere presidente dell'Ordine degli Ingegneri chiaramente sono anche un professionista e da qualche anno mi sto occupando di progettazione di campi fotovoltaici, quindi impianti di una certa dimensione. Sono impianti che in questo momento il governo, ma l'Unione Europea sta cercando di portare avanti anche per
disconnetterci dalle fonti fossili che il più delle volte sono purtroppo a disposizione di paesi non democratici e che stanno sfruttando questa energia come elemento di ricatto nei confronti delle democrazie occidentali. Dicevo, progetti di una certa dimensione che implicano tante autorizzazioni. La tempistica di queste autorizzazioni è oltremodo irragionevole, perché l'approvazione di queste progettazioni, che dovrebbe avere una via preferenziale, purtroppo sconta dei tempi amministrativi che non sono più tollerabili. Devo dire che il governo da un anno ha cercato di introdurre una misura di semplificazione avvocando a sé l'iter autorizzativo su impianti di una certa rilevanza, al di sopra dei 10 MW di potenza, però il riscontro dei fatti non è positivo, perché oltre alle precedenti autorizzazioni si sono sommate anche quelle di carattere nazionale, per cui forse la strada è ancora più complicata che in passato. Devo dire che invece si assiste ad una sensibilità crescente. È chiaro, qualsiasi impianto è una modifica del territorio, per cui dobbiamo essere molto attenti nell'inserire questi nuovi impianti all'interno dei nostri territori con degli studi che siano veramente seri. Io personalmente ho avuto un confronto l'altro giorno con la direzione regionale di Lega Ambiente e abbiamo in programma di visionare uno degli impianti che stiamo proponendo e proporlo come impianto pilota per il giusto rispetto delle preesistenze con le nuove tecnologie, che devono essere non impattanti, non invasive e soprattutto reversibili, cioè completamente dismettibili. In quale area della Sardegna? Soprattutto nel Cagliaritano. Gli impianti che abbiamo seguito sono o in zona industriale, adesso stiamo approcciando, ed è quello del quale parlavo, un primo progetto di agrivoltaico di grossa taglia che coniuga l'attività tradizionale della pastorizia con l'attività di produzione energetica da fonti sostenibili. Con Angelo Loggia parliamo dell'associazione che ha organizzato il convegno sull'energia, l'associazione Cerchi Concentrici. Quando nasce? L'associazione Cerchi Concentrici nasce oramai 4 anni fa, anzi più di 4 anni fa, con l'intento di fare promozione culturale, di sensibilizzare su problemi di attualità e problemi che riguardano la collettività. Nello specifico oggi ci troviamo a parlare di un problema di grandissima attualità e vorremmo fare chiarezza, come dice il titolo, per cercare di in qualche modo dare delle informazioni corrette nel mare magnum di informazioni da cui sono bombardati i cittadini in questo momento. È importante sapere, è importante avere consapevolezza, è importante anche sfatare tutta una serie di falsi miti che girano. Ed è importante capire che una via d'uscita c'è, a dispetto della mancanza di energia, la luce in fondo al tunnel c'è e c'è un modo per riprendere quei sentimenti di solidarietà e di condivisione che ci consentono poi di far a meno di tante fonti energetiche che in questo momento sono costose e di fare fronte comune per fronteggiare la crisi. Il professor Pilo, prorettore al territorio dell'innovazione dell'Università di Cagliari, ha osservato che si può fare della Sardegna un laboratorio per la transizione energetica, ma allo stesso tempo salvaguardare l'ambiente. Sì, si può salvaguardare l'ambiente perché comunque si utilizzano delle forme di energia pulita, si può salvaguardare l'ambiente perché si può cercare di, lo vedremo stasera, parlare di comunità energetiche e quindi di autoproduzione in loco per usi in loco, senza bisogno di riempire il territorio di infrastrutture ingombranti e ovviamente impattanti. Ed eccoci con il presidente dell'Ordine dei Periti Industriali che ha fatto e ha dato il suo contributo nel corso del convegno. Di che cosa ha parlato? Ma intanto abbiamo parlato ad una platea non tecnica, quindi abbiamo usato un linguaggio semplice per spiegare il punto di vista dei tecnici ad un'opinione pubblica allargata che in questo momento ha molto interesse ed è, diciamo così, bombardata da tutta una serie di notizie e di proposte, ma in questo periodo si è sentito tutto e il contrario di tutto e quindi noi abbiamo puntualizzato il nostro punto di vista. Qual è il
punto di vista degli ordini che a questo punto lavorano tutti insieme, periti industriali, ingegneri, geometri? Beh, certamente la prima risposta per poter avere, diciamo, un abbassamento dei costi, una riduzione dei costi e anche una autonomia di consumo è sicuramente un utilizzo massivo delle energie rinnovabili. E soprattutto al ricorso alle comunità energetiche che là dove sono state costituite stanno funzionando molto bene, perché ogni cittadino può essere protagonista e può essere socio in questi soggetti e quindi diventare lui stesso, oltre che primo consumatore, anche produttore di energia. Ingegnere Auro, quando parliamo di comunità energetiche, spieghiamolo al telespettatore che è meno attento, non conosce la materia, di cosa parliamo? Ma le comunità energetiche altro non sono che diciamo così, un soggetto giuridico che può essere costituito dai cittadini, dagli enti e che praticamente utilizzano le proprie capacità, che possono essere tetti ad esempio di impianti industriali, se all'interno delle comunità energetiche ci sono imprese, o anche il classico tetto di casa, e quindi entrare in una rete e fare gruppo, e questo è molto positivo. Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali ha fatto 6 grossi convegni in giro per l'Italia e parlando soprattutto con le amministrazioni per promuovere questa soluzione che noi riteniamo risolutiva. Voi avete lavorato per più di un anno alle modifiche dovute al super bonus 110%. Questo super bonus non piaceva al precedente governo e al suo premier. Con il nuovo governo voi come organizzazioni chiederete che venga confermato? Dai dati che abbiamo noi l'impatto sulla filiera dell'edilizia è stato sicuramente positivo e ovviamente anche un impatto sulla riduzione dei consumi, perché l'intento era proprio questo, seppure con qualche diciamo così variazione che non era prevista, come ad esempio un fortissimo aumento dei prezzi dei materiali dell'edilizia, però l'impatto dal nostro punto di vista è stato positivo. Meno positivo il fatto che la normativa è cambiata praticamente in continuazione e questo ha reso per certi versi difficoltoso l'applicazione e il conseguimento di risultati migliori per il 110. Cofimer, Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. E tu? Filiere Ghinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto cellino nel tuo supermercato di fiducia.
Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Negli ultimi anni ci è capitato veramente di rado di parlare di imprese in salute e ancora disposte a scommettere e a investire sul futuro in Sardegna. Ed è perciò da annotare la nuova impresa del gruppo cagliaritano Special Car che ha inaugurato a Sassari una nuova concessionaria nell'area industriale di Predanieda. La famiglia Vacca, che dagli anni 60 è in attività nel settore, dopo aver centrato l'obiettivo dell'espansione a Oristano, oggi lancia la sua sfida anche sul mercato del Nord Sardegna. Circa 300 dipendenti, concessionaria storica della BMW e con il passare degli anni di Mercedes, Mini, Volvo, Smart, Ferrari e Maserati, da ieri al servizio del nord-est dell'isola. 2 settimane fa la nuova concessionaria ha ospitato il nostro programma itinerante per l'isola Zoom Speciale Elezioni nella terza tappa del tour per l'isola della trasmissione ideata e condotta da Anthony Muroni. E le nostre telecamere non sono volute mancare alla cerimonia che ha dato il via alla nuova scommessa di Gianmauro e Nicola Vacca, quest'ultimo da molti anni presidente del settore automotive di Confindustria Sud Sardegna. Valerio, buonasera, siamo in una sorta di piccola reggia, la reggia dell'automobile di lusso, di qualità, che punta a occupare e a impegnare un territorio importante in Sardegna. È la Special Car, siamo nella sede di Predanieda a Sassari, io sono con Gianmauro e Carla Vacca, insomma è un sogno che si avvera, una cosa che tuo papà fosse vivo sarebbe molto contento. Assolutamente sì, anche perché lui ha iniziato questa attività 48 anni fa. Nel 2024 facciamo 50 anni e quindi insomma il fatto che adesso lui purtroppo non ci sia, però sicuramente dall'alto ci aiuta e ci dà dei consigli. Gianmauro, il mercato dell'automobile fluttua, pandemie, guerre, costo dell'energia. Quali sono le prospettive? C'è un po' di coraggio, di sfrontatezza imprenditoriale nell'aggredire il territorio del Nord Sardegna? Sì, assolutamente sì, diciamo che il periodo è molto difficile. Però pensiamo che in questi momenti bisogna continuare a investire, si creano delle opportunità, volevamo completare il servizio per tutta la Sardegna, quindi abbiamo deciso di aprire al nord in un momento delicato, però siamo convinti che ci possa essere un'opportunità importante. La squadra è sempre più forte perché dopo Cagliari, dove siete nati, è arrivato Oristano, se ricordo bene. Quindi completate un puzzle, come dicevi, per occupare tutta la Sardegna. Su quali modelli, se potessi fare una previsione, tu pensi il territorio possa acchiappare? Cosa state proponendo qui a Sassari? Ma intanto i modelli li decide la casa automobilistica e per fortuna siamo supportati perché fanno modelli sempre più belli. Noi vorremmo invece, quello che possiamo fare più dei modelli è dare un servizio, creare tutta una serie di servizi appunto per accontentare i clienti, per non fargli mancare niente, per dare una mobilità anche diversa, perché come hai detto prima tu, questa crisi e questo cambiamento repentino sicuramente aprirà a un nuovo modo di utilizzare l'auto, quindi noleggio a lungo termine, noleggio a breve termine,
o comunque magari non più l'acquisto, a utilizzare l'auto in maniera diversa, e quindi per dare i servizi a 360 gradi avevamo bisogno di occupare tutto il territorio. Carlo Bottopoala, direttore marketing di BMW Italia. Quali sono le sensazioni quando si sbarca nel Nord Sardegna con Special Car, un'azienda che nel 2024 compie 50 anni e che ha nel proprio modo di approcciarsi alla vendita di auto di gran pregio quello di essere attentissimi ai clienti? Beh, devo dire che è sempre bellissimo venire in Sardegna, ho accettato con grande piacere l'invito della famiglia Vacca ad essere qui per questa inaugurazione nella città di Sassari, ed è una grande emozione perché poi in questi giorni stiamo lanciando anche dei nuovi prodotti sul mercato e quindi c'è un'energia ancora più forte, non solo l'apertura di una nuova sede che è sempre per un brand un'emozione incredibile, ma anche poterlo fare con dei nuovi prodotti che lanciamo sul mercato. A proposito di anniversari, voi avete festeggiato il mezzo secolo di una lettera strepitosa, la lettera M. Perché non ce la racconta? Beh sì, la lettera M diciamo che è la lettera più potente dell'alfabeto, è la lettera che esprime l'adrenalina, l'energia, la potenza dei BMW, ed è una lettera ed è diciamo, un'area della nostra azienda che fondamentalmente esiste da 50 anni e che ha sviluppato in questi 50 anni dei prodotti incredibili. E abbiamo voluto festeggiare questi 50 anni con grande attenzione sul mercato italiano, che poi ha una presenza di appassionati del mondo M estremamente importante e di grande valore. Lo abbiamo fatto con tantissime gare nei circuiti italiani grazie a un campionato monomarca che si chiama M2 CS Racing. Lo abbiamo fatto partecipando con un team anche italiano al campionato italiano GT, quindi con l'M4 GT3, l'abbiamo fatto, e poi la concessionaria di Sassari verrà coinvolta da questo evento, l'M-Town Tour, quindi un tour itinerante per le città più importanti d'Italia, dove daremo l'opportunità agli appassionati del mondo M di provare i nostri nuovi prodotti M. Che Carlo Bottopoala fa gli auguri alla concessionaria Special Car Sassari e glieli fa in lingua sarda. Si dice a Kentanos. A Kentanos famiglia Vacca. Nicola Vacca, amministratore delegato col fratello Gianmauro di un'azienda che nel 2024 compie 50 anni. Insomma, se ci fosse vostro padre Gianni, che è stato un pioniere, un pilota di un rally, un grande imprenditore con l'intuito di investire anche in momenti difficili, cosa potrebbe dire? Ma sicuramente sarebbe orgoglioso di quello che ha fatto e di quello che abbiamo continuato a fare seguendo il suo esempio, quindi sicuramente l'orgoglio. L'orgoglio, ma anche se ci trasferiamo sul punto di vista imprenditoriale, sbarcare a Sassari, quindi il Nord Sardegna, a una manciata di minuti da Alghero, ma anche con uno sguardo alla Costa Smeralda, alla Gallura, terra anche facoltosa ma soprattutto di grande visibilità. Che significato ha per Special Car farlo nel 2022? Ma sicuramente è stato impegnativo investire in questo periodo di difficoltà subito dopo il Covid. Diciamo che il progetto è partito prima del Covid. Il Covid non ci ha fermato, abbiamo continuato a investire e ha il significato che vogliamo dare un servizio a 360 gradi ai nostri clienti in tutta la Sardegna, essere sempre presenti con tutti i servizi che offriamo e con la possibilità di fare assistenza e vendita dappertutto. Un'attività di questo genere richiede anche quello che possiamo dire è uno dei cavalli di battaglia di vostro padre, le relazioni con il cliente, il servizio al cliente, dal più piccolo a quello più facoltoso. Anche qui ci sarà questo DNA della famiglia Vacca? Ma noi abbiamo, questo è il nostro DNA, quindi noi questo vogliamo trasmettere ai nostri collaboratori e abbiamo trasmesso. Io ho voluto personalmente, così come Gianmauro, assumere le persone 6 mesi prima di aprire qua, perché abbiamo voluto portarli tutti a Cagliari a fare formazione e vedere come noi lavoriamo a Cagliari per spiegare loro quale deve essere l'approccio e l'attenzione al cliente, perché per noi è fondamentale. Quindi hai detto bene, il rapporto, l'attenzione, l'accoglienza, la gentilezza, questo deve essere il nostro approccio verso i clienti. Nicola Vacca è anche presidente di Confindustria Sardegna Automotive. Ecco, uno sguardo terzo sul settore, quali possono essere le aspettative? Allora,
piccola precisazione, Sud Sardegna, però sì, molto volentieri. Allora, il mondo dell'automotive sta cambiando tantissimo. Adesso siamo da 1 anno e mezzo in una fase dove c'è carenza di prodotto, quindi stanno aumentando i prezzi, sta aumentando i prezzi dell'usato, si trova poco usato, pochissimo nuovo. Adesso ci sarà una ripresa, si riprenderà il mercato, quindi sicuramente insomma, ci darà soddisfazioni. Si sta andando verso una tecnologia nuova, tecnologia elettrica, che esiste da anni ma si sta evolvendo con una rapidità veramente esagerata. Prima esistevano delle macchine elettriche con scarsa autonomia, con una handling di guida imbarazzante. Oggi le macchine stanno diventando sempre più belle, anche da guidare, stanno diventando più durature le batterie, quindi con delle autonomie che arrivano sino a 800-1000 km, quindi permetteranno un po' a tutti di guidare queste macchine. Chiudiamo con un auspicio. Cosa le piacerebbe, cosa ti piacerebbe dicessero di Special Car nella strada 14 di Predanieda a Sassari? Ma io quello che auspico è che la gente parli bene di noi, del nostro modo di approcciare i clienti, del nostro modo di trattare i clienti. Noi non siamo sicuramente un'azienda vendendo prodotti premium, ovviamente è un'azienda che vende prodotti cari, no? Però cerchiamo sempre di trovare il giusto prezzo, il giusto compromesso tra il prezzo e la qualità. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione, l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. I numeri ufficiali confermano che da maggio a settembre è stata una stagione record in termini di arrivi e di presenze, ma si può fare molto di più per moltiplicare le opportunità di lavoro e l'impatto del turismo sul prodotto interno lordo regionale.
Da questa esigenza nasce la giornata dedicata agli Stati Generali del Turismo, non solo per analizzare i flussi della stagione 2022, ma per avviare il confronto sullo sviluppo della destinazione Sardegna. 2 sessioni di lavoro per un'intera giornata di dibattito per valutare l'andamento della stagione estiva che ormai volge al tramonto e mettere le basi su quella del 2023. Protagonisti del confronto, gli attori del mercato delle vacanze e della sua filiera regionale, amministratori locali, esperti del settore, i vertici delle associazioni di categoria, gli operatori turistici, i sindaci dei maggiori comuni costieri e i direttori generali delle aziende sanitarie. Con i rappresentanti di un esecutivo regionale che da ieri è in attesa delle nuove difficili nomine, sono intervenuti anche Andrea Delfini, numero 1 di Blastness, che investe sullo sviluppo delle strutture alberghiere indipendenti, e Carlo Gallino, CEO di MyComp, che utilizza una nuova metodologia per accelerare il sistema di vendita per hotel, camping, case vacanza e tour operator. Andrea Delfini, protagonista agli Stati Generali del Turismo con la sua società, lui è fondatore e CEO di Blastner. Cos'è? Blastner è una società che quest'anno compie 18 anni, che eroga sistemi e servizi per ottimizzare la distribuzione elettronica di camere degli alberghi e in particolare noi lavoriamo per ottimizzare il canale diretto di vendita, che in quest'epoca sta diventando uno dei canali principali di vendita degli alberghi, e per l'ottimizzazione del revenue management. Sostanzialmente aiutiamo gli alberghi, soprattutto le strutture indipendenti, nei loro percorsi di evoluzione digitale, di evoluzione dei mercati digitali. E tra i relatori della giornata degli Stati Generali del Turismo in Sardegna abbiamo anche il CEO di MyComp. Di che cosa si occupa la vostra organizzazione? La nostra organizzazione si occupa di turismo, fondamentalmente di software e marketing per il turismo. I nostri clienti sono alberghi, villaggi, campeggi, immobiliari e anche tour operator. Noi fondamentalmente li aiutiamo a lavorare online. Ormai sono quasi 20 anni che ci occupiamo di turismo e negli ultimi 10 anni abbiamo fornito tecnologia e consulenza agli albergatori per migliorare le performance di vendita su internet. Negli ultimi anni abbiamo dovuto affrontare tutti insieme un periodo molto difficile e in qualche modo inventarci una modalità nuova di lavoro, perché il Covid ha un po' stravolto tutti i meccanismi di comportamento, e quindi tutte le previsioni che erano valide pre-Covid oggi sono cambiati. Oggi racconteremo qualche dato e qualche numero per mostrare proprio come il comportamento degli utenti online sia cambiato dopo il Covid. E come è cambiato? È cambiato nel senso che si stanno creando delle enormi opportunità, perché logicamente il Covid ha trasformato la predisposizione dell'utente a comprare online. Sicuramente nel mondo retail si è avuta un'accelerazione importante con il Covid, ma anche il turismo devo dire che ne ha beneficiato. I dati che faremo vedere mostrano proprio come c'è stato un incremento della tendenza a prenotare online e quindi ad avere anche prenotazioni dirette con la struttura, che permette di risparmiare importanti commissioni e quindi di migliorare la redditività stessa delle strutture. Trend che si consoliderà in futuro, ma che deve essere guardato con attenzione, perché se si guardano i dati del 2022 si vede come gli intermediari in qualche modo abbiano reagito a questa tendenza e quindi stiano in qualche modo anche loro cercando di occupare lo spazio online che deve essere presidiato, e quindi di conseguenza la consulenza di marketing diventa un aspetto importantissimo, perché attraverso il marketing online le strutture possono cogliere delle opportunità, cioè intercettare il cliente direttamente e non lasciarlo alle grandi OTA. Bisogna organizzarsi, bisogna fare una strategia, la concordiamo, vediamo cosa si può investire. Noi dobbiamo ascoltare, cercare di recepire ciò che sono le esigenze degli operatori turistici, del settore, e soprattutto dobbiamo programmare il 2023, formazione, accoglienza, ospitalità, collegamenti, sistema sanitario, che è l'offerta turistica che è un po' qualcosa, insomma, qualcuno si è lamentato, igiene del suolo. I temi sono tanti, sono importanti, bisogna far sistema, ecco il perché di questa giornata. I numeri di questo 2022? Guardate, abbiamo superato di gran lunga il 2019,
sarà l'anno da battere, sarà il 2022. Abbiamo 6.150.000 arrivi, pensate che il 2019 era di 6 milioni e mezzo, quindi altri 400.000 arrivi e abbiamo superato il Gran Lunga. Abbiamo altri 3 mesi, abbiamo la chiusura di settembre che è veramente ricca, ottobre sta arrivando molta gente, abbiamo tanti eventi, insomma tante presenze, siamo già oltre 570.000 arrivi in più tra i porti e gli aeroporti rispetto al 2019, vedete tanti record battuti, insomma i numeri veramente, insomma, sono contento, sono felice del lavoro che stiamo facendo insieme con gli operatori e sta dando i suoi risultati, ma non basta. Qual è stata la strategia studiata per il mese di ottobre? Abbiamo tanti eventi, stanno arrivando campionati del mondo, ne abbiamo a Olbia, ne abbiamo a Cagliari, tante presenze certificate. Qui si parla che ogni evento certifica dalle 6.000 alle 15.000 presenze, quindi gli eventi sportivi vedete che stanno dando grandi risultati economici, ci sono tutti gli hotel pieni. Solo un evento che va dal 6 al 10, il triathlon ha prenotato e bloccato 350 stanze, sono andare anche a quarto, non sono più stanze e posti letto disponibili. Vedete quanta la bontà, poi arriva il campionato del mondo di scacchi e poi arrivano altri eventi di importanza strategica come archeologica da metà ottobre alla passeggiata coperta, poi a fine ottobre avremo la fiera del turismo, insomma tutte novità che sto portando per il bene dei sardi. Confindustria Turismo, Mario Cioffi, parliamo di questa stagione 2022 con un'osservazione. La tua intervista alla vigilia dell'estate 2022 prevedeva una novità, il ritorno, anzi l'arrivo degli statunitensi in Sardegna. E certo, quest'anno gli americani sono venuti in grandi numeri, ma non solo loro, molti sono ritornati anche gli inglesi, gli olandesi specialmente. La fortuna nostra è stata che, essendo un prodotto export, l'euro ha perso quasi dal 25 al 30% sul dollaro, quindi per loro è stato molto conveniente venire in Italia e anche in Sardegna. Quest'anno ci ha piacevolmente sorpreso questo ritorno di mercato, che sono molto sorpresi e amano molto la Sardegna e il loro spirito, proprio la loro anima. E chiudiamo questo approfondimento sugli stati generali del turismo con Federalberghi Sardegna. L'assessore ci ha parlato di numeri straordinari, di stagione del record 2019 superata dalla 2022. Quali sono le vostre osservazioni? Ma sicuramente una stagione positiva che è andata in crescendo dai mesi di maggio e giugno e poi per arrivare a un luglio-agosto con numeri sicuramente migliori rispetto al 2019. Oggi però con gli ultimi arrivi delle bollette nelle aziende ci troviamo davanti a un problema che probabilmente rallenterà il proseguo della stagione, molte strutture non rimarranno aperte ad ottobre, quindi ci troviamo in una condizione di aver fatto numeri positivi durante l'estate, ma allo stesso tempo le nubi verso il futuro iniziano a essere un pochettino più cupe. Occorrono eventi come quelli di oggi per programmare e assolutamente condividere quelle che sono le strategie per un 2023 che non sarà un anno semplice. Il presidente di Federalberghi è anche intervenuto sul ridimensionamento della continuità territoriale. Ma come sempre aggiungiamo incertezza a un parametro, quello dei trasporti, che invece dovrebbe garantire sicurezza, tranquillità e accessibilità all'isola. Come abbiamo ripetuto tantissime volte, non abbiamo dubbi che gli aerei voleranno ogni giorno, ma allo stesso tempo chi deve programmare, chi deve prenotare le proprie vacanze ha bisogno di un tempo necessario per organizzare tutto in tranquillità, quindi dobbiamo per forza dare risposte immediate. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato.
Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. E tu? Filiere guinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto cellino nel tuo supermercato di fiducia. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le buone idee viaggiano con le garanzie. Il fondo di garanzia è dalla parte delle imprese sarde che vogliono superare la stretta creditizia. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Tre giornate di successo e consensi per la nostra isola Firenze per l'appuntamento 2022 con Turisma, il Salone Internazionale dell'Archeologia e del Turismo Culturale. La manifestazione ospitata nel prestigioso Palazzo dei Congressi rappresenta oggi la più importante occasione in Italia per promuovere a livello internazionale la unicità dello straordinario patrimonio che la nostra regione può vantare. L'organizzatore della mostra, Piero Prunetti, direttore della rivista Archeologia Viva, anche quest'anno ha voluto per lo stand Sardegna uno spazio esclusivo e Carlo Delfino, editore, che ha avuto il mandato di coordinare l'allestimento, ha saputo centrare l'obiettivo, catturando l'ammirazione dei visitatori con la proposta di un percorso emozionale di racconti e storie, di tramonti e orizzonti bruciati dal sole o ristorati dal verde dei boschi di querce ed olivi, di colline dorate dalle spighe di grano, di cascate che sgorgano da grotte o si tuffano da scogliere a picco su un mare incontaminato. Un'isola intima, quasi emozionale, quella che da venerdì mattina a domenica sera si è proposta al Turisma 2022, un'isola che dal nord al sud si presenta sulle tracce che l'archeologia ha saputo rivelare in idee anche di brevi viaggi in Sardegna nutrite dalla curiosità di conoscere le nuove scoperte o andare alla ricerca dei troppi interrogativi cui gli studiosi non hanno ancora trovato una risposta. Alla rassegna per l'organizzazione dell'assessorato regionale del turismo hanno preso parte tutti gli amministratori delle comunità e dei territori sardi su cui insistono i principali siti archeologici o che sono meta di turismo culturale e la Fondazione Montebrama. Un nuovo anno per Turisma. Forse ancora dopo il Covid, forse il turismo culturale trova spazio e l'archeologia con tutte le sue scoperte, la ricerca scientifica, le ultime novità, i suoi misteri, le cose svelate e non svelate. Forse la speranza di una nuova possibile linea economica per l'Italia che ha questo patrimonio culturale così ampio e anche per la Sardegna? Allora, io ho sempre pensato che l'esperienza del Covid, per chi ne è uscito indenne, è servita molto perché ha dato il tempo di stare a casa, di leggere, di riflettere e di progettare. Quindi credo che il turismo culturale ci abbia molto guadagnato perché è dalla riflessione che nascono i viaggi più interessanti, più ricchi di esperienze
mentre quando uno non ha tempo e parte con il primo volo disponibile, con il primo viaggio che riesce a trovare sui cataloghi delle agenzie, parte perché noi abbiamo il consumo del viaggio. Ecco, è quello che con Turisma vogliamo evitare, cioè vogliamo mandare un messaggio alla progettazione del viaggio, cioè al viaggio intelligente che dopo ricordi tutta la vita. Quindi no al consumismo dei viaggi, ma a viaggi mirati, preparati, studiati, e quindi stiamo facendo proprio questo. La partecipazione della Sardegna a Turisma è in questo senso, nel senso che la presenza della Sardegna è organizzata fin dall'inizio dall'editore Carlo Delfino, quindi da una persona che sa cos'è la cultura e come si trasmette, e quindi il messaggio che parte dal Turisma per la Sardegna è un messaggio importante e coinvolgente. Quante vite sono necessarie per visitare tutti i luoghi che Turisma quest'anno ci propone? Ecco, allora preparatevi a, diciamo, una seconda vita. Cominciando da giovani si può fare molto, ecco, però 2 vite ci vogliono. Carlo Delfino, ancora un altro anno al Turisma, è una tappa importante, quasi obbligata per chi vive di cultura e vive di archeologia. Direi che è una tappa naturale, perché Turisma ha dato un'impronta effettivamente alla promozione della cultura, in questo caso dell'archeologia e della storia della Sardegna, in maniera, come dire, cioè un turismo colto, lo si vede già, ecco, appunto dall'impostazione, da come il messaggio vuole passare. Come diceva appunto il direttore di Archeologia Viva, una rivista che ormai ha 40 anni di attività come la nostra casa editrice, ha impostato questa promozione intanto in maniera molto divulgativa, ed è quello che noi vogliamo, cioè l'archeologia deve essere a portata del pubblico, del pubblico che ha curiosità, che ha voglia di conoscere, di sapere. Lasciamo agli archeologi lo studio e la ricerca. Divulgazione, bisogna cercare di appassionare il nostro, come dire, cliente e farlo diventare appunto un visitatore quasi abituale. È questo che noi vogliamo fare assieme a Turisma, perché abbiamo percorso e stiamo percorrendo la stessa strada con gli stessi obiettivi, e questo per noi è molto importante. È la 7ª volta che veniamo qui, siamo venuti dalla prima edizione, ci abbiamo creduto subito, la conoscenza di Archeologia Viva e del suo direttore risale a quasi 25 anni, quindi sappiamo cosa facciamo, il direttore sa cosa facciamo, noi sappiamo che cosa fa Archeologia Viva. Una grande rivista, una grande divulgazione, una rivista che ci porta veramente sui posti dove si lavora, dove si ricerca, ma allo stesso tempo dove è bello vedere questo patrimonio così prezioso, così antico, così millenario. Il legame fra la Toscana e la Sardegna è un legame fortissimo, vi è peraltro uno aspetto molto concreto, farò una riunione stasera, fra i fondi strutturali europei, fra i 4 fondi strutturali europei ve ne uno che è quello sul Dipartimento Marittimo Italia-Francia, sono 3 regioni francesi e 2 regioni italiane, guarda caso la Toscana e la Sardegna, perché poi con la Sardegna vi è un legame, quando qui parliamo di storia e di cultura, profondo. Se pensiamo alla Repubblica Marinara di Pisa e quanto è stato influente il rapporto fra la Sardegna e la Toscana, ci rendiamo conto quanto queste 2 regioni sono così legate, magari anche da avere qualcosa che può costituire uno sgarbo. Ad esempio, da quando sono assessore alla cultura che dico Firenze restituisca a Sassari quello che era il portale più bello che nel Palazzo Municipale ci fa vedere in gonnellina i sardi che riescono a sconfiggere gli spagnoli e a rimanere autonomi, e al Museo Bardini, ma sono tutte testimonianze di un legame così profondo che in Turisma si rinnova. Un sardo a guidare il turismo in Toscana. Sardegna-Toscana è un legame storico, ma nel turismo, cultura turistica che ci unisce. A me fa molto piacere essere qui in questa parte di Turisma che ospita la Sardegna, appunto per le mie origini,
E devo dire appunto che i punti di contatto, le collaborazioni sono profonde e storiche. Sul turismo archeologico qui si mettono in mostra tantissimi elementi e contenuti che mostrano come l'Italia tutta in realtà sia davvero ricca, come sappiamo, e però sappiamo anche che dobbiamo continuare a valorizzare questa ricchezza, perché non sempre ne cogliamo tutto il vantaggio che questo potrebbe darci a livello internazionale. Con Turisma cerchiamo di farlo da 8 anni, è un appuntamento che sta riscuotendo sempre maggiore interesse sia nazionale che internazionale. D'altra parte i beni culturali rivisitati non solo in termini di tutela ma di valorizzazione davvero possono diventare la miniera d'oro dell'Italia. Paesaggio, cultura ed esperienza sensoriali alle volte, oltre che gustative. Beh sì, perché tutto questo è un compendio esperienziale che è un unicum e che permette a chi vuol fare una vacanza in Italia di trovare una diversità straordinaria, una gamma che è veramente introvabile altrove. Tra l'altro tra la Toscana e la Sardegna ci sono anche in corso delle attività comuni attraverso i trasfrontalieri che mettono in evidenza e in integrazione proprio questi contenuti, dall'agroalimentare al recupero di alcuni valori produttivi tradizionali appunto alla valorizzazione dei beni culturali. Direttore, il suo museo è fra i più preziosi al mondo, tutti vogliono andare agli Uffizi, ma ci sono tante piccole realtà, come quelle in Sardegna, che devono lavorare sicuramente per farsi conoscere. Qual è la ricetta per un buon museo? Ecco, la ricetta per un buon museo è di avere un'offerta di altissima qualità e quindi il privilegio che abbiamo agli Uffizi di avere un'offerta così ricca che la gente viene da tutti i continenti al mondo, tranne forse l'Antartide, e comunque il risultato di un lavoro sodo di 500 anni, di mezzo millennio, un collezionismo ad altissima qualità, ma anche poi di una valorizzazione. Abbiamo inaugurato tante nuove sale in cui le opere sono messe in una relazione tra di loro che non è soltanto catalografica oppure non riproduce soltanto qualche narrazione scolastica della storia dell'arte, ma offre tanti spunti ai visitatori e chiaramente i numeri di quest'anno lo confermano che la gente torna, che la gente ama questo, naturalmente anche la comunicazione attraverso i canali per i gruppi di età interessati o potenzialmente interessati è fondamentale. Questo però agli Uffizi abbiamo sempre utilizzato anche proprio per rendere più note le realtà più piccole, perché le realtà più piccole spesso non sono spostabili. Un quadro si può comprare, spostare e mettere in una grande galleria, una scultura già un po' più difficile, un'architettura quasi impossibile se non pensiamo alle poche eccezioni di interi monasteri che sono stati decostruiti, smontati in Francia o in Spagna e poi portati negli Stati Uniti e rimessi insieme, però queste sono eccezioni. Quello che proprio non si può però in nessuna maniera trasportare è il paesaggio, l'ambiente e il paesaggio, e quindi da questo punto di vista la Sardegna è veramente privilegiata e non a caso la gente viene da tutto il mondo in Sardegna per godersi il paesaggio, le montagne, le mare soprattutto, però anche questo vale la pena di ricordare a chi non l'abbiamo ancora visto, anche enormi tesori enormi tesori archeologici e anche di arte contemporanea. Agli Uffizi abbiamo organizzato alcuni anni fa la prima grande mostra museale dedicata a Maria Lai e proprio la settimana prossima abbiamo una specialista, la dottoressa Maura Picciau, che parla
che fa una conferenza agli Uffizi dedicato proprio alla Sardegna, infatti su Maria Lai, sull'intelligenza collettiva dell'opera di Maria Lai ad Ulasai. E quindi questo è fondamentale che noi come Uffizi, sia attraverso i programmi di Terra degli Uffizi e degli Uffizi diffusi, sia anche attraverso collaborazioni con altre realtà, anche per esempio in Sardegna, serviamo anche per rendere noto questo enorme patrimonio diffuso, questa enorme bellezza diffusa che c'è in tutta l'Italia, e personalmente direi c'è una considerazione notevole proprio in Sardegna. Al turismo due mondi preistorici che però si incontrano perché hanno una cultura che trasmettono al panorama del turismo culturale che si propone proprio in un salone così ampio e internazionale. Beh, senz'altro il legame è stretto perché ormai da anni il Trentino, che io rappresento come soprintendente e dirigente del settore culturale, ha intessuto delle strettissime relazioni con la Sardegna per via di una comune appartenenza a quel fenomeno europeo che è quello delle statue stele, che abbraccia uno spazio enorme dal punto di vista geografico, dal Mar Nero fino alle coste atlantiche del Portogallo, ovviamente anche comprendendo il Mediterraneo. È uno strettissimo legame che ci vede cooperare in più situazioni, anche con una presenza mia nel CDA del Museo di Cagliari. Le statue stele menhir del Museo di Laconi hanno lanciato un sasso in un oceano che non aveva bisogno nient'altro che di trovare la compattezza. Sì, io ringrazio tutta una serie di figure, di autorità, di coloro che di fatto gestiscono la cultura a 360 gradi e che sono diventati partner di un progetto ambiziosissimo. Abbiamo istituito nel 2017 una rete nazionale che ha proprio come fine quello di creare un'attenzione sul fenomeno della statuaria preistorica, e stiamo parlando della prima età del rame, tale da poter gridare a gran voce che il fenomeno stesso merita la giusta attenzione. Cioè, attenzione perché? Perché, come diceva il dottor Marzatico, dalle coste atlantiche al Mar Nero, attraverso il Mediterraneo, ma anche attraverso espressioni eccezionali rinvenute in Arabia Saudita, in Siria, addirittura in Marocco, fanno sì che forse stiamo parlando della prima vera grande religione dei popoli, cioè quel qualcosa che ha uniformato un linguaggio, che ha creato delle condizioni affinché terre soltanto geograficamente lontane fossero di fatto straordinariamente vicine culturalmente. Smart, un progetto che mette insieme 21 realtà, un miracolo. Sì, è una bella scommessa. Sono 21 realtà, società cooperative che gestiscono tra i più importanti siti archeologici, musei, chiese della Sardegna. Lo fanno alcuni da 30 anni, altri da 20 anni. Si conoscono tra di loro e adesso hanno deciso di mettersi assieme e di promuovere, grazie alla loro esperienza, la Sardegna in maniera unitaria, l'archeologia della Sardegna in maniera unitaria. Oggi abbiamo avuto un incontro con i tour operator che sono contentissimi di questo progetto perché finalmente hanno dei referenti operativi nei territori che possono dare a loro consigli, gli possono spiegare quali sono i servizi, anche quelle cose più particolari che il turista oggi ricerca, specie fuori stagione. Il turista di oggi è quello post pandemia che va a cercare le piccole cose, va a cercare le esperienze nei piccoli territori ed è il turista che noi vogliamo, il turista che fa un bel turismo che non inquina. Quindi questa rete di musei archeologici, di siti archeologici è un po' la scommessa. Siamo all'inizio, stiamo partendo, siamo in 21 ma già tanti altri ci stanno chiedendo di entrare all'interno di questa rete. Quali sono le prossime trame per il futuro?
Beh, innanzitutto abbiamo raccolto il materiale, abbiamo scritto i testi di questa rete, la metteremo in un portale che sarà linkabile con i vari siti, e poi abbiamo un convegno che racconta su come l'archeologia debba essere promossa. Ragioneremo assieme su come promuovere l'archeologia in Sardegna e fuori dalla Sardegna, e poi andremo a Paestum, faremo un educational, porteremo dei giornalisti in Sardegna per fargli vedere quali sono le nostre realtà e come funzionano, ma anche i blogger, ma anche gli instagrammer, quindi lavoreremo anche su nuove fasce di promozione dell'archeologia sarda. Rete smart, ma ciascuno la propria identità come elemento connotante un collettivo. Certo, in effetti è un collettivo dove ognuno esprime le sue potenzialità e anche le sue peculiarità. Ognuno propone il pacchetto dove in effetti opera, e questo, diciamo che le diversità poi accrescono anche il potenziale della rete, perché ognuno mette a disposizione sia le sue professionalità, le sue capacità, ma anche tutto il know-how che ha sviluppato in questi anni di esperienze. Tu hai molta esperienza nel mondo dei beni culturali. Cosa manca e su cosa dobbiamo ancora lavorare? Ma io penso che dobbiamo lavorare parecchio sulla qualità e sulla consapevolezza anche di essere capaci di fare rete, di fare gruppo. In effetti di solito si è sempre detto che i nuraghi sono muti uno di fronte all'altro, e anche noi forse come cooperative, come società di gestione rappresentiamo in qualche modo anche questo modo di dire. Noi dobbiamo anche riuscire ad essere capaci ad interagire fra di noi, creando anche quelle sinergie che poi ci portano ad essere anche competitivi nel mondo. Quanto c'è ancora da fare, quanto ancora dobbiamo lavorare in linguaggio e in strumenti? Io penso che ci voglia uno sforzo maggiore da parte della Regione, da parte degli enti pubblici, perché il ritardo che la Sardegna ha accumulato in questi decenni deve essere recuperato. Se uno va a vedere cosa sono diventati i musei reali di Torino, io sono consigliere di amministrazione, o cosa è diventato il Museo Nazionale Romano a Roma, si rende conto di cosa tutto dobbiamo fare. C'è in realtà in Sardegna una nuova classe dirigente di ispettori, responsabili di soprintendenze, di responsabili dei poli museali. C'è molto che sta cambiando e c'è davvero una Sardegna che si presenta in un modo nuovo. C'è un consiglio che può darci? Sì, ma tanti consigli, ma diciamo che dobbiamo partire da una narrazione dell'archeologia della Sardegna che catturi i nostri ospiti, i nostri giovani e la nostra classe dirigente, e credo che Turisma in questi giorni lo stia dimostrando. Gesico al Turisma è un'unione di comuni che si propone con una 300 forte in un panorama internazionale. Beh, certamente, queste iniziative comunque siamo estremamente contenti di essere qui, e comunque ritengo che il turismo nelle zone interne, tenuto conto dell'importanza delle emergenze archeologiche che abbiamo nel nostro territorio, ritengo che sia fondamentale farci conoscere e pensare proprio ad un turismo fondato sulla cultura, sull'ambiente, sull'enogastronomia. Il mio paese, Gesico, ha comunque circondato, diciamo, da nuraghe e tombe dei giganti. Abbiamo un nuraghe dentro il paese con una chiesetta, il nuraghe di San Sebastiano con una chiesetta sulla sommità, poi abbiamo delle tombe dei giganti di Mutasniedas che si trovano nel nostro territorio, che sono quasi uniche nella loro genere, e comunque sono delle tombe puniche che hanno un'importanza notevole. Poi non voglio parlare, abbiamo 36 siti archeologici disseminati e riconosciuti anche nella carta archeologica della soprintendenza, quindi riteniamo che sia molto importante puntare su queste risorse, anzi sia indispensabile.
Al Turisma la presentazione, oltre che del territorio, la promozione del territorio, anche di un nuovo volume, un volume di studi che parla dell'Nuraghe Nurizi. Sì, oggi dopo 4 anni diciamo che abbiamo deciso di alzare sempre più l'asticella, quindi oltre al progetto che stiamo portando avanti con l'Unione dei Comuni che è 300 Experience, che è volto alla valorizzazione del patrimonio culturale di tutto il territorio, che vede coinvolti 9 comuni, quest'anno con un particolare anche orgoglio portiamo il primo volume archeologico sul Nuraghe Nurizi e il territorio circostante. Un libro realizzato dal Comune di Seregas a cura della dottoressa archeologa Ottaviana Sodu, che con uno studio di ricerca, ma come dico sempre soprattutto passione, è riuscita a raccontare un po' quella che è la nostra storia e quella che è la storia del nostro territorio. Un'occasione eccezionale per noi, è una scommessa vinta in qualche modo, riuscire a portare quelli che sono i nostri preziosissimi beni archeologici a livello, insomma, a un'attenzione quale è quella del Turisma. Quindi oggi grande soddisfazione perché si è suggellato questa collaborazione con la Regione Valle d'Aosta attraverso questi 2 siti importantissimi che sono l'area megalitica di Saint Martin e il nostro Menhir Museum, che hanno delle emergenze archeologiche in comune e veramente rappresentano sicuramente un esempio della statuaria preistorica a livello europeo. Quindi questo gemellaggio, come ho detto anche poc'anzi, non deve essere il punto d'arrivo. Questa giornata non deve rappresentare un punto d'arrivo, ma deve rappresentare un punto di partenza di grande collaborazione tra queste 2 regioni e non solo tra queste regioni, perché il fenomeno comunque interessa altri siti dell'Italia e ricordiamo che il Menhir Museum fa parte proprio della rete dei musei che contengono, diciamo, gli esempi più importanti della statuaria preistorica, quindi vogliamo vedere questo momento come un punto di partenza per uno sviluppo di progettazione, di condivisione, di apertura verso l'Italia ma anche verso l'Europa. Noi crediamo fortemente nella progettazione integrata, quindi in un progetto che riguardi l'intero territorio, perché ogni singolo paese ha le sue diciamo risorse archeologiche, però chiaramente inseriti in un contesto unitario hanno un'altra valenza e un altro peso. Nel caso specifico di Orta Cesus abbiamo in particolare il Museo del Grano, che valorizza la cultura contadina, è un museo che è sempre aperto, operativo. La peculiarità del nostro museo è che promuove proprio un turismo esperienziale, cioè ci sono una serie di laboratori, il laboratorio del pane, il laboratorio della ceramica e stanno per essere attivati anche una serie di altri laboratori come il laboratorio del vino e il laboratorio dell'olio. E quindi una serie di attività che valorizzano appunto quello che è la risorsa museo. Inoltre abbiamo anche la necropoli romano-punica di Mizia dei Siddi, che anch'essa è operativa ed è collegata al Museo del Grano. E poi quello che vogliamo fare noi con questo progetto è proprio una valorizzazione integrata dell'intero territorio. E ne è testimonianza per esempio il progetto di realizzare una pista ciclabile che colleghi tutti i siti archeologici in modo tale appunto da promuoverli tutti insieme e da realizzare e promuovere anche il cosiddetto turismo lento. Pimentel nel cuore di una Trecenta granaio storico della Sardegna. Migliaia di anni di storia, è il caso di dirlo.
Sì, perché a parte ad avere un museo proprio sulla storia e sulla lavorazione del grano, abbiamo dei siti archeologici che lo ricordano già nel periodo prenuragico. Le nostre Domus de Janas, quindi vocate al culto della Dea Madre, già da allora quindi, ci danno testimonianza della lavorazione appunto del cereale, quindi del grano, quindi una sicuramente grossa tradizione per la lavorazione di questo importante cereale. Tutti insieme, uniti come comuni della Tregenta a proporre un unico territorio, non il singolo territorio. Nella singolarità, nell'originalità del sindaco sta l'unione delle comunità. Certamente sì, l'unione fa la forza, anche perché possiamo dare al turista di passaggio la fruizione di molti, non solo beni archeologici, ma anche tradizioni popolari, musei del territorio e tanta cultura. La Tregenta al turismo ha anche quest'anno una tappa ormai canonica, fissa, tutti insieme, l'unione dei comuni, perché costruire una rete e proporsi insieme fa la differenza. Sì, è il 4º anno che siamo al Turisma, ormai un appuntamento consolidato, importantissimo per il lavoro che i comuni e i sindaci stanno facendo di promozione del territorio della Tregenta, proprio per parlare di una realtà, di un territorio e di promuovere un'esperienza in una zona della Sardegna ricchissima di tantissimi beni archeologici, ma non solo, e quindi noi ci apriamo appunto per proporre ai turisti un'esperienza in Tregenta. Ecco perché il progetto che da un anno ormai portiamo avanti si chiama il progetto Tregenta Experience. Un turismo di esperienza, in cosa consiste? Cosa si può vedere? Dicevo, abbiamo tantissimi beni archeologici, però non solo, e quindi puntiamo sull'enogastronomico, sui beni culturali, sulle tradizioni, sui percorsi appunto culturali collegati all'enogastronomia. Quello che vogliamo raccontare al turista non è solo di visitare il singolo bene, che è importante, ma appunto di vivere una giornata o 2 giornate toccando più punti della Tregenta, anche a vocazione contadina, e quindi ad esempio con musei come possono essere il Museo del Grano, oppure legato alla fede e quindi con chiese e musei su oggetti sacri importanti per tutto il territorio. Insomma, l'offerta è vasta e quindi noi chiediamo al turista di vivere in Tregenta toccando i vari comuni, che sono 9. Una mappa utile nell'ultimo numero di MP Viaggio in Tregenta. Sì, è una novità, ultima novità, che oggi vediamo per la prima volta, andrà in giro per tutte le edicole anche con il nuovo numero di Archeologia Viva, quindi per questo avrà una produzione più ampia, e nel prossimo numero, negli itinerari turistici, Viaggio in Tregenta, proprio per raccontare la nostra terra. Tregenta è una terra ricca di testimonianze archeologiche, perché l'ospitalità, perché i beni ambientali e i beni enogastronomici, ecco, ti consentono di vivere un'esperienza che è fantastica dal punto di vista culturale, dal punto di vista turistico in sé. Ecco, stiamo lavorando insieme per offrire un pacchetto, un prodotto che sia quello che soddisfi il visitatore a 360 gradi. La Tregenta si propone unita. La Tregenta si propone unita perché è l'unica ricetta che ci consentirà davvero di affermarci nel mondo dell'archeologia e nel mercato vastissimo di eccellenze che rappresenta l'Italia, ma che rappresenta la Sardegna in questo momento, con molte emergenze archeologiche, ma con molti progetti che stanno venendo a galla e sono davvero spendibili in tutto il territorio internazionale. In Urbi abbiamo tante belle attrazioni culturali, come il museo Sadomunosta, che è in piedi da più di 30 anni, poi abbiamo la necropoli di Monteluna, da poco abbiamo avviato gli scavi con l'Università di Cagliari per il progetto di Sant'Uderu, quindi stiamo avviando anche questo progetto, praticamente sarebbe la città dei morti che ci sono a Monteluna. E quindi questo è un progetto, è una convenzione per 3 anni, continuerà questo progetto di scavi. Poi abbiamo il nuraghe di Sisini,
Io sono di Sisini, quindi comunque sono ben lieta di presentare anche Nuraghi di Sisini. Poi le nostre chiese, Santa Mariedda, la chiesa di Santa Lucia, abbiamo la Villa Resu, quindi abbiamo avviato un bel progetto anche di un percorso, diciamo, tra tutti questi vari punti, compresi quelli degli altri comuni dell'Unione dei Comuni. Monti Bramma, proiettate i grandi giganti, ma un'intera tradizione di un territorio, 7.000 anni di storia proiettati in una delle due capitali del turismo archeologico, Firenze. Sì, qui a Firenze, nello stand della Regione Sardegna, abbiamo dato vita a un qualcosa che nel tempo nelle nostre corde, nel nostro piano strategico, e cioè integrare l'offerta del Parco Archeologico Naturale di Cabras con quella delle altre destinazioni della Sardegna. E qui è stato possibile far capire ai visitatori che abbiamo un insieme di storie da raccontare che vanno poi a formare una storia unica. Certo, i giganti di Monte Bramma sono un grandissimo attrattore, ne abbiamo avuto ancora in queste ore la testimonianza, però credo che la loro funzione sia quella a cui stanno assolvendo principalmente, cioè quella di richiamare l'attenzione su una storia complessa, su una storia variegata, su una storia che è ancora in parte da scrivere e soprattutto da raccontare. Museo a cielo aperto, una Sardegna museo a cielo aperto che parte da un territorio che è già un museo a cielo aperto. Il nostro parco archeologico naturale è davvero il valore aggiunto, cioè la possibilità da Cucurisarrius a Nuraghi. È stato detto oggi in maniera molto intelligente che c'è la più grande presenza, la più grande concentrazione che è possibile riscontrare in Sardegna in un territorio così piccolo. E ancora la storia dei giganti di Monte Bramma, la storia della città fenicio-punica e poi romana di Tarros, ma poi l'epoca giudicale con Oristano. Il Sinisi e Oristano non sono concorrenti, ma anzi vanno a scrivere una storia comune che va a formare appunto un grande parco a cielo aperto.